Amici sportivi di Telecittà, buon pomeriggio. Domenica 12 dicembre 2010, non potevamo farci mancare Pontelongo Tombelle Vigonovo, gara di cartello del girone B padovano di terza categoria. Per le due compagini è in palio il primato nel girone, visto che si trovano appaiate in vetta con 23 punti. Le formazioni: Pontelongo in maglia rossa, Biasion Arcolin Visentin, Garziera Magagnato Marzotto, Barbazza Vicentini Gorin Crocco Businaro. A disposizione di mister Alessandro Bizzo, Martini Borella Salvagno, Barletta Fabris Zampieri. Vigonovo in giallo-blu, Bortoletto Compagno Beda, Contin Tosato Masato, Vettore Costanzo Fasolato Smania Monetti. A disposizione di mister Domenico Vallario, Mazzetto Benetazzo Cavallo e Romoselle Imov Parpaiola Venturini. Arbitra il signor Zampaolo della sezione AIA di Chioggia. 17esimo, poco dentro l'area, di destro ci prova Gorin. Per Bortoletto nessun problema. L'ottimo Smania difende palla e scodella dalla destra per Monetti, che va alla conclusione. Biasion para. Minuto 38, da fuori area, Costanzo di destro, fuori. 2 minuti dopo, dal limite Vicentini, controllo di destro e tiro di sinistro, insidioso ma fuori. 47esimo, il tiro dalla lunga distanza ancora di Vicentini è controllato in due tempi da Bortoletto. Con le immagini montate da Daniele Arena passiamo al secondo tempo. Al primo affondo ospite esce fuori tempo Biasion, Fasolato lo grazia. Da Smania a Vettore al tiro Biasion c'è. Smania di controbalzo sorprende il portiere del Pontelongo, ma la palla è alta sopra l'incrocio. È il 24esimo, azione molto dubbia in area del Pontelongo, su Costanzo va scordinato Visentin, ma per l'arbitro è simulazione dell'attaccante. Preme di più la squadra ospite, ma l'azione che porta al calcio di rigore sorprende tutti. Costanzo dagli 11 metri non sbaglia, porta in vantaggio il Vigonovo Tombelle e festeggia così. 1-0 per il Vigonovo Tombelle. In pieno recupero, con il Pontelongo sbilanciato in avanti, è micidiale il contropiede ospite. La velocità di Romoselle, Kevin, è devastante. È il raddoppio che chiude la gara. Finisce così: Pontelongo 0, Vigonovo Tombelle 2. È con noi il presidente del Pontelongo 1911, il signor Simone Cavaliere. Il progetto della vostra società per questa stagione? Noi siamo una nuova società di costituzione, abbiamo preso da quest'anno un obiettivo preciso, quello di farsi la nostra bella figura nell'ambito della stagione calcistica. Abbiamo un bel gruppo di giocatori che, ahimè, oggi è andata così, però puntiamo di far bene le prossime partite. Il gruppo è buono, abbiamo l'entusiasmo giusto, cercheremo di dover far meglio per le altre partite. La società è una società con buone fondamenta e ha dei soggetti molto proliferi. Abbiamo anche un obiettivo che è quello di creare un ambiente armonioso con dei presupposti abbastanza lungimiranti. Cercheremo di mettersela tutta e di dover dare il massimo per quello che riusciamo a fare. Ecco, dicevamo Pontelongo 1911, quindi fra poco è il centenario di questa società. Qualche manifestazione, qualche idea per ricordare questo evento? Ecco, sì, questo anno è un anno particolare perché abbiamo il centenario, proprio è la costituzione della nostra società calcistica, che risale a molto tempo fa. Abbiamo in mente in primavera di fare un match anche con il Calcio Padova, che
si sosterrà sicuramente per una partita amichevole, visto che anche il Calcio Padova ha fatto il centenario l'anno scorso. Ecco, questo centenario è una data importante, una data storica, quindi ci auguriamo che ci porti anche bene. Ai nostri microfoni Domenico Vallario, mister del Vigonovo Tombelle. Con lui commentiamo questa partita, ma direi l'ultima fase della gara. Sì, l'ultima fase è stata decisiva sicuramente, è stato assegnato un rigore, forse c'era prima, è stato assegnato successivamente, ma in linea di massima in tutte le occasioni sicuramente c'era, almeno uno ce n'era. Le squadre sono due squadre che meritano sicuramente il primato in classifica ed è stata un'ottima sfida, direi. Un pareggio forse sarebbe stato più giusto. Ecco, secondo il pubblico la mossa vincente è stato l'inserimento di Kevin. Certo, è uno dei punti di forza della squadra, non ha la possibilità di allenarsi con frequenza, però quando entra in campo dà sempre il massimo. Sicuramente è un punto di forza nella velocità e nel dribbling. Non ci nascondiamo, il vostro obiettivo è il salto di categoria. Noi stiamo sempre con i piedi per terra, io dico sempre, playoff sicuramente, tutto quello che viene in più va bene. Con Alessandro Bizzo, mister del Ponte Longo, un rapido commento sulla gara che vi ha visti purtroppo sul finale perdere un po' quel pareggio a cui forse avevate puntato. Sì, una gara equilibrata, è stata equilibrata sia il primo tempo che il secondo tempo, decisa da un episodio, da un calcio di rigore discusso, e comunque ci può stare. Continuiamo il nostro campionato fiduciosi perché abbiamo una buona squadra e continueremo fino alla fine a crederci, insomma. Qualche assenza vi ha forse penalizzato? Beh, purtroppo abbiamo 3 giocatori fuori per infortunio. Siamo stati costretti a fare un cambio dopo mezz'ora per infortunio e siamo stati penalizzati, sì, ma non ci aggrappiamo a questo. E quelli che hanno giocato hanno dato il massimo, per cui va bene così, insomma. I playoff secondo te possono essere raggiunti? Sicuramente possono essere raggiunti. Noi abbiamo come obiettivo i playoff e sicuramente li raggiungeremo.